Buongiorno a tutti voi cari ragazzi, cari colleghi. Iniziamo questa nostra settimana ricordando quanto è avvenuto lo scorso 25 marzo, quando Papa Francesco e tutti i vescovi nel mondo hanno consacrato la Russia e l'Ucraina al cuore immacolato di Maria. Il Papa è stato molto chiaro, non si tratta di un atto magico, ma di un atto di fede, un atto di profonda fiducia in colei che è stata la madre di Gesù, il principe della pace, il figlio di Dio che è venuto a portare nel mondo il suo regno di giustizia, di pace, di fraternità. Stamattina, per la preghiera di questa settimana, di questa quarta settimana di Quaresima, vorrei semplicemente prendere alcune parti dell'atto di consacrazione pronunciato dal Papa nella Basilica di San Pietro. Queste parole sono risuonate in tutte le case del mondo e mi piacerebbe potessero diventare anche le nostre. Le ascoltiamo con grande partecipazione, sapendo che al Papa si sono unite tutte le persone del mondo, chi ha fede e anche chi magari non crede, ma in quelle parole ha riconosciuto un atto di umanità. Allora vogliamo davvero anche noi metterci in atteggiamento di preghiera e provare insieme ad entrare in questo testo. O Maria, Madre di Dio e Madre nostra, noi in quest'ora di tribolazione ricorriamo a te. Tu sei madre, ci ami e ci conosci. Niente ti è nascosto di quanto abbiamo a cuore. Madre di misericordia, tante volte abbiamo sperimentato la tua provvidente tenerezza, la tua presenza che riporta la pace, perché tu sempre ci guidi a Gesù, principe della pace. Ma noi abbiamo smarrito la via della pace, abbiamo dimenticato la lezione delle tragedie del secolo scorso, il sacrificio di milioni di caduti nelle guerre mondiali. Abbiamo disatteso gli impegni presi come comunità delle nazioni e stiamo tradendo i sogni di pace dei popoli e le speranze dei giovani. Ci siamo ammalati di avidità, ci siamo rinchiusi in interessi nazionalisti, ci siamo lasciati inaridire dall'indifferenza e paralizzare dall'egoismo. Abbiamo dilaniato con la guerra il giardino della terra, abbiamo ferito con il peccato il cuore del Padre nostro che ci vuole fratelli e sorelle. Siamo diventati indifferenti a tutti e a tutto, fuorché a noi stessi. E con vergogna diciamo: perdonaci, Signore. In quest'ora buia vieni a soccorrerci e consolarci. E ripeti a ciascuno di noi: non sono forse qui io, che sono tua madre? Tu sai come sciogliere i grovigli del nostro cuore e i nodi del nostro tempo. Riponiamo la nostra fiducia in te. Siamo certi che tu, specialmente nel momento della prova, non disprezzi le nostre suppliche e vieni in nostro aiuto. Accogli dunque, o Madre, questa nostra supplica. Tu, stella del mare, non lasciarci naufragare nella tempesta della guerra. Tu, arca della nuova alleanza, ispira progetti e vie di riconciliazione. Tu, terra del cielo, riporta la concordia di Dio nel mondo, estingui l'odio, placa la vendetta, insegnaci il perdono. Liberaci dalla guerra, preserva il mondo dalla minaccia nucleare. Regina del Rosario, ridesta in noi il bisogno di pregare e di amare. Regina della famiglia umana, mostra ai popoli la via della fraternità. Regina della pace, ottieni al mondo la pace. Spero che avrete modo anche attraverso internet di cercare il testo completo di questa preghiera straordinaria che Papa Francesco ha rivolto a Maria a nome di tutta l'umanità. Ci stiamo avvicinando ormai al grande giorno di Pasqua. Vogliamo intensificare allora la nostra preghiera per la pace ogni mattina dalle 7:50 alle 7:55 nella cappella del nostro istituto. Ma soprattutto
vogliamo dedicare i frutti delle nostre piccole rinunce quaresimali a sostenere i profughi ucraini. Ricordo ancora di raccogliere e portare in segreteria i frutti del digiuno quaresimale a nome della classe, impegno che affido in particolare ai rappresentanti di classe. Concludo ricordandovi che ieri il Vangelo ci ha parlato del Padre misericordioso. Ci prepariamo anche a vivere il momento delle confessioni pasquali che ci saranno nei 3 giorni precedenti alle vacanze di Pasqua. Gli orari vi saranno comunicati nei prossimi giorni attraverso un foglio scritto in classe. A tutti auguro una buona settimana, che sia davvero una settimana impegnata nelle piccole e grandi cose che siamo chiamati a fare. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.